Dai! Notte! Sembra che i lunch match indigesti, infortuni di mercato? Speriamo solo che al 90° JJ la munizione, quello lo sapeva. E la palla, Neres, vai, Oilun. Eccolo. Bravo Amir. Bravo Neres. Morbido. Saluto pizzetta Elmas. Cancellieri si squaglia da solo, ma andiamo avanti. Vai Politano, vai, bravo. Mettila meglio. Vedo un accoppiamento interessante, Elmas su Cataldi. Vediamo se ho indovinato pure questa. Iscrivetevi al canale per una questione di cortesia. Zit. No. Occhio, maronnami. Questa non è spinta su Guangzhou, fammi capire. Fammi capire. Quella là, su che tu sì, toccato, fallo, qua no. Vabbè. E anche questa volta Conte ci fa vedere una cosa diversa. Triangolo con Elmas, McTominay e Lobotka, di modo che, e adoro questa cosa, Lobotka non deve fare troppo in avanti scoprendosi per seguire Cataldi. Ci va Elmas, così Politano e Spina si prendono i terzini e stiamo tutti accoppiati. Vai. Bravo Politano, Spina. Politano assist, mi dispiace perché da quinti a quinti, che poi sono quarti ma sono quinti e sesti. Io poi non vi voglio sottolineare, ma il fatto che Elmas stia molto centrale, che riempie l'aria, si attira Marusic. Signori, il calcio è bello, accettatelo. Poi Politano fa il cross col destro, dai. Vai Oilundo. Ah già, io Spina ce l'ho pure sul Fantalab. C'ho pure Neres, dai. Oppure Oilund. Spina. Mannaggia, Juan Jesus. Continua. Ah, Neres. Bravo Oilund. Mamma mia, da solo. No, là dovevi scambiare con Spina. Non ti incrippare. Io fossi alla Lazio giocherei su Basic, perché Lobotka fisicamente, uomo su uomo, lo stiamo facendo adesso. Marusic la deve alzare e la palla è persa. Bene. Gioca. Neres, dove sei andato? Neres, you look the way I feel. Oramai li tiriamo così gli angoli e non sono male. Vai Elmas, puntalo. Bravo, se ne aiuto. Mettila bene prima, un poco prima. Ha toccata quella volta in più. Bravo Poli. Lobotka, bellissimo. Conte pure sta facendo la telecronaca, Guarda che Gattuso. Stanno sempre a terra qui, alzatevi, basta. Sopportabili. Si scontrano Cancellieri e Marusic, si scontrano, vai Elmas, vai Spina. Io un po' più cattivi, Questa non è la Cremonese. Fuorigioco di un anno. Bravissimo Di Lorenzo a fa sto fuorigioco. Bellissimo. Bella palla McTominay. Il mediano che la... Vai. Bravo Juan. Il campo è scivoloso e quindi bisogna tirare dalla distanza con la palla che rimbalza prima della parata del portiere. Io lo dico lì, non c'è barriera, devi fare quel tiro che ti ho appena detto. Vai Politano, fallo Politano, fallo. Lo prendi sul portiere, forte, teso, che rimbalza, dai, quasi. Racco. Non posso urlare. Politano 2 assist. Ci divertiamo. Ma che state controllando? Fammi capire. Regolare, dai, regolare. Come si chiama? Italia 42. Basso, bellì, tra l'altro è Faso al basso. Che sta succedendo? C'è un po' di panico. Bravo Scott. Vania. Bravo Neres col destro, pure lui Elmas. Attraverso.
McTominay, che peccato. McTominay pure c'ha visione, quando sta più dietro. Giocatore serissimo. Sentito Conte, falli uscire, quindi un po' di palleggio nelle retrovie per farli uscire in pressing. Bravo Scott. Bravo Scott. Pure uno sticker, Valentino. Brutto intervento sul ginocchio di Scott. E se... Mamma mia, fa proprio male. L'ha preso proprio sul ginocchio. Boom. Mamma mia, il piede stava a terra, aiuta. Vi rendete conto, non c'è manco Vergara in panchina? Anto, lo devi togliere. Lo devi togliere. Il ginocchio si gonfierà. Secondo te Elmas si abbassa e entra Lang. Se lo devi togliere subito. Ancora zoppicando. Ah, vedi il controllo che ha fatto. Non può giocarlo il pallone. Bravo Juan. Bravo, bravissimo. Voi state guardando il pallone, io sto guardando solo il numero 8. Vedere come cammina. Bravo Elif. Primo tempo al limite della perfezione. Sto troppo male perché quello ha pure protestava pure. Ci hai azzoppato il centrocampista e adesso bisogna fare un miracolo. Dai, facciamo alzare un pochino i decibel, ma non troppo. Scott sta stringendo i denti. Calma. Era giallo su Pellegrini qua, Passerò tutto il secondo tempo a guardare Scott. Male. Male. Lobo qua non si deve forzare. Buttala via. Vedi? Ancora. Calma. Respirate. Bravo Juan. Figlia Neres. Respira. Gioca. Madonna mia, Højlund. Bravo Napoli. Come sei uscito bene in palleggio. Vai Spina. Di Lorenzo. Arriva Politano. No. Il gol che era fatto Politano. C'era il fallo di Di Lorenzo. Dai. Mamma mia, Scott. Mamma mia. Stoico. Bravo Neres. Vai David. Politano. Ah, Scott. Bravo Lobo. Rachmani adorabile. Bravo Elif. No, Elmas contro Hila. Come faccio? Hila l'hai presa, non dire bugie. Le bugie hanno le gambe Hila. Non significa niente, ma non dirle. Vai Matteo. Brutto scambetto. Spinazzola col tacco. Si è accasciata Neres. Chiamate le ambulanze. Entro io, mi scaldo. Che sta succedendo? Wow, è arrivato Højlund da lontanissimo, calma. Perché il giallo a Rachmani non si vede niente. Cioè, Scott resiste, Neres è morto. Vabbè. Mannaggia. Bravo Di Lorenzo. Vai Paco. Vabbè. Spina. Occhio. Va bene. Bravo Juan. Bel cross Paco, eccolo. Elmas, calmati. Calma. Un po' di riposo per Rachmani ci sta. Così Juan Jesus può eventualmente prendere quel giallo se vogliamo. McTominay. Rosso, dai, ciao. Da dietro, inutile. State giocando a fare male perché siete andati in freva. Non si fa così. Avete ragione che Scott è proprio fatto di un'altra pasta. E ci avete azzoppato Neres. E si stavate azzoppando Scott. E mo può giocare. No. Bello Guti. Mazzocchi, non ti devi far provocare. Questo vogliono. Ecco qua, espulsione. Guagliù. Testa. Marogen, sì. Dai, non ci azzeccava proprio questo. Quelli giocano meglio quando stanno in 9. Dai. Vai Lang, vai, fatelo tutto qua. Dai Politano, facciamolo il terzo, facciamolo. Va bene così. Signori, mi dispiace dirlo per chi è affezionato a Sarri, insomma, è un calcio vecchio. Conte invece si è molto modernizzato ed è una soddisfazione che mi tengo stretta. Grande Napoli, peccato per il nervosismo sul finale, ma ce l'hai loro. Ci pigliamo i 3 punti e ci lecchiamo le ferite. Voi lasciate 5.000 like. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita